Ciao amici di Con, stiamo salendo la Val Figuera tra il Col di Stella e il Borgo San Mor nel territorio di Cozzuolo, sotto il Monte Piai, per raggiungere il monumento dedicato a Giovanni da Ros, un eroe della lotta partigiana, un eroe della Resistenza. Andiamo a vedere il monumento e vogliamo raccontarvi la sua tragica storia. Ci troviamo nella Val Figuera, una valle ristretta tra il borgo San Mor San Mauro e il Col di Stella, nel luogo dove fu ucciso Giovanni da Ros durante l'aprile del 45. E adesso ci facciamo raccontare dai soci dell'ANPI, tramite il ricordo nei racconti familiari, quello che è accaduto. Allora io dico quello che mi ha detto mio papà, che era qua presente con un gruppo di partigiani là in cima del colle là. E stavano riposando lì. Giannino da Ros, che abitava qua in paese, è andato giù per motivi familiari a trovare i suoi genitori o quello che è. Si accorge di una pattuglia di tedeschi, non so quante ore dopo, che stavano venendo su per fare un rastrellamento. Allora ha pensato di correre su attraverso i boschi qua e là per avvisare i suoi amici. Quando è arrivato in quel punto là, il cecchino stando nel Col Formenton, Gino? Sì, a me mi aveva contato con il piastro e tutto detto io. Sì. Però ti mi hai detto Col Formenton. No, mai ditemi cosa. Ah no? Bon, Sì. Comunque sopra San Mor. Sì, Sì, nel sì. borgo San Mor, Borgo San Mor. E hanno colpito il Giannino. Ci troviamo circa a 300, 200, 300 metri di distanza, sì. ok? E quindi cosa è successo I suoi dopo? amici che erano lassù hanno sentito il colpo e sono venuti là in cima e hanno visto qua, hanno preso Giannino. Cosa facciamo adesso? Aveva il fucile, là c'era una siepe che io non ricordo, ma Gino là lo ricorda. Allora mio papà e Livio Speranza hanno detto: andiamo giù dietro la siepe, quando arriviamo nel punto del morto usiamo, io prendo il fucile e tu prendi i documenti. L'hanno fatta, gli altri si sono accorti degli altri, e hanno fatto scappare. Quindi questo qui è uno dei luoghi sicuramente rappresentativi della resistenza vittoriese, anche se come in realtà la figura di Giovanni da Ros purtroppo spesso capita che non venga ricordato. Ma dovrebbe essere scritto eroe. Viene ricordato tutti i suoi amici. Esattamente, però purtroppo spesso non viene ricordato, ma in realtà ci troviamo in una situazione in cui anche, come vedremo dai filmati, il monumento è in una posizione diversa da dove fu colpito, è rialzato. Com'è che è stato creato questo monumento? Il signore che è... In realtà il monumento è stato, secondo me, comperato, procurato dai partigiani, dai familiari, che è un bel monumento. Ed era lì dove c'è più o meno quel ciliegio. Ok. Mio papà doveva, come qui era anche un po' una fonte di una frana, voleva risanare questo terreno e coltivarlo. Allora andò su dove sono gli uffici dei partigiani e chiese se poteva spostarlo un attimo più a fianco, gliel'hanno concesso e così con fatica, con i buoi, con una slitta che lui si fece appositamente, lo depositò in quel punto si trova adesso. Perfetto. Oggi è una giornata importante per il ricordo, siamo anche vicini al 25 aprile, ci saranno le manifestazioni anche a Vittorio Veneto e dopo il pranzo sociale nell'area Fender. Invitiamo tutti gli amanti della storia e della memoria a presentarsi e a ricordare chi ha lasciato la propria vita per i cari, per un ideale e per la libertà stessa. Grazie a tutti. Grazie a lei. Ecco la Val Figuera che era soggetta a frane. Continuando lungo questo dilavamento si sale e si arriva sino al Col di Stella. Vedete
la valle ai piedi del Monte Piai. Qui è la zona dove fu colpito all'altezza del Grande Ciliegio Giovanni d'Aros. Ci spostiamo inquadrando per tutta l'area. Secondo le testimonianze, il colpo partì dal Cor Formenton, che è quel rilievo dove passa la strada adesso, in quella piccola selletta dove aveva postato il cecchino nazista, che chiaramente non c'erano tutti questi alberi, qui è una zona di pascolo, era libero, che vide in quel punto Giovanni d'Aros e lo colpì. Stiamo ora inquadrando l'area da sud-est, vediamo il Grande Ciliegio dove è stato colpito, all'altezza del quale è stato colpito Giovanni d'Aros, dove fu posto in un primo momento appunto il monumento, che poi venne spostato su richiesta dei proprietari del fondo e posto in alto in rilievo su quel dosso. Chiedevo ad Antonio se era contento perché è stato venuto un anno fa circa in sede. Ci abbiamo conosciuti 3 anni fa. Sei venuto 3 anni fa e poi ci siamo... prima volta quando era sono ancora il andato Covid. là a sede vostra a Esatto, c'era, presentarmi. e poi ci siamo visti pochi mesi fa e abbiamo deciso, guardavo il 12 che era ieri, il suo anniversario, il 12, un anno prima del 44, per cui all'inizio della Resistenza, c'è stato anche a Vittorio Veneto un grosso fatto di sangue, perché il segretario del fascio Kersi ha fatto fucilare 3 cittadini solo antifascisti, non avevano nessun'altra colpa se non quella di avere nella loro vita dimostrato, diciamo, disagio nei confronti del fascismo, mai usato violenza e mai avuto atteggiamenti duri, però si sapeva che erano antifascisti. Dopo l'uccisione per sbaglio di un bersagliere, Kersi ha stilato una lista, loro erano i primi 3, li hanno presi alle 8 della mattina, li hanno portati sull'argine del Meschio a Cordignano e li hanno fucilati senza dire niente a nessuno. La guerra sempre... Da lì è cominciata, anche perché pochi giorni prima, alla fine di marzo, era stato preso Don Faè e sua sorella a Montaner dopo una spiata, e i ragazzi che non avevano aderito al richiamo di leva, che gravitavano intorno alla parrocchia e che già avevano in fieri l'idea di resistere, dopo quell'arresto sono andati in montagna e da lì è cominciata la resistenza, e anche Vittorio Veneto si è un po' mosso dal torpore che l'ha sempre caratterizzato, diciamo. E oggi siamo qua per ricordare d'Aros Giovanni, uno dei tanti partigiani che proprio alla vigilia della liberazione è stato ucciso. Per cui, come sezione Ampi di Vittorio, noi siamo onorati di onorarlo, siamo contenti che Antonio ci abbia come dire, stimolato a fare questa cosa. Grazie Chiara. Grazie Io a te. l'unica cosa posso dire, ringraziare a tutti voi qua presenti, perché questo per me è una grande soddisfazione. Oltre a ringraziare a tutti voi, devo ringraziare specialmente Chiara, che ha avuto ha mosso le acque per fare questo evento qua, molto semplice si può dire, ma molto importante, non solo per me come nipote di Giovanni, ma anche credo che per la memoria di tutti è sempre importante. Non solo Chiara, anche tutti quelli che aiutano Chiara
giorno dei suoi mestieri nell'ambito di Vittorio Veneto. Devo ringraziare anche, non posso dimenticare, specialmente mio cugino Renzo, che 3 anni fa, quando io sono venuto qua e ho trovato tutto questo pieno di, non so come dirlo, di erba, di alberi e tutto, che ho detto: Renzo, puoi darmi una mano a pulire questo qua che era praticamente abbandonato? E io che ho detto: vieni a aiutarmi. Invece è stato al contrario, lui ha fatto tutto il lavoro assieme con Emilio, tutti e 2 bravi alpini che sono venuti qua a lavorare, e io che volevo fare il lavoro invece ho aiutato pochissimo, ma insomma sono stato molto soddisfatto di questo posto. Dopo potevano vederlo anche tutti, almeno era visibile perché prima non si vedeva. Dunque, detto questo, credo che devo dargli la parola qua. Io avevo piacere di sentire voi, soprattutto Antonio ed anche il cugino, che io solo posso ringraziare e basta, perché non ho niente che avete, diciamo, soprattutto Antonio, perché ha insistito. Io ci ricordavamo appunto degli anni del Covid e di come, diciamo, siamo venuti anche a conoscere. Qualcuno di noi magari lo conosceva, ma nel gruppo che ogni lunedì veniva ad incontrare nella sede in municipio dell'Ampi non conoscevamo questo, perché la vicenda di Giovanni, fra l'altro, come spiegavo prima, nel libro, diciamo, dell'ISREV, che ricorda i 20 mesi della lotta partigiana, non è citato. Poi negli Atlanti del gruppo Brigate Vittorio Veneto, che erano di stanza in Cansiglio e che poi diventarono la divisione Nino Nannetti, è ricordato, diciamo, Giovanni da Ros, classe 1920, ed è riportato anche, sono riportate le modalità con le quali fu ucciso, perché viene riportato che il 12 di aprile del 45, mentre cercava di avvertire i suoi compagni che c'era questa pattuglia tedesca, ma qualcuno di voi magari ha particolari più precisi, è stato colpito, diciamo, da una raffica di arma da fuoco. Volevo dire 2 parole solo, perché questa è una zona che in quel periodo è stata, diciamo, teatro di altre scontri tra gruppi di partigiani e le Brigate Nere e la 10ª MAS, che erano di stanza al castello di Conegliano. Una di questi conflitti, appunto, in uno di questi conflitti sono stati uccisi quei 2 partigiani l'anno prima, il 6 di febbraio del 44, proprio qui vicino, che si sono fatti esplodere la bomba a mano per non cadere prigionieri ed essere poi sottoposti a sevizi e a torture da parte dei fascisti. Uno di questi era un russo, allora la Georgia era sotto l'Unione Sovietica, no? Nel 44 era un russo della Georgia, un capitano, si chiamava Giorgio Varaskielyi, e che probabilmente, anzi quasi sicuramente, era uno dei prigionieri dei campi di prigionia italiani che dopo l'8 settembre erano scappati, dopo la caduta del fascismo e dopo l'armistizio dell'8 settembre erano scappati e si erano aggregati alle brigate partigiane. Quella che operava qua era la brigata Piave, mentre lo zio di Antonio era della brigata Cairoli, che operava prevalentemente verso Cenera e poi in Cansiglio. Perché volevo ricordare, diciamo, che questa è una zona partigiana, perché i 2 che si sono uccisi qua e poi il terzo, Castelli, della banda Castelli della brigata Piave, che fu catturato invece e poi fucilato sui gradini davanti alla porta della chiesa di San Michele a Salsa, oggi piazza Borro. Se voi andate c'è una lapide sul muro di una casa e che ricorda appunto Giuseppe Castelli, che fu fucilato dalle Brigate Nere dopo essere catturato durante quell'episodio di guerra, che responsabili, fra l'altro, era stata appunto la Brigata Nera di Conegliano e la 10ª MAS. 10ª MAS che era comandata in quel periodo, cerco di farla breve ma per ricordare quanti sono gli eventi che sono capitati qui vicino, che è stata implicata il 7, giorno dopo, il 7 di febbraio del 44, furono fucilati 6 partigiani,
davanti al muro della strada dove c'è la chiesa di Ogliano, se qualcuno conosce, ed erano stati catturati proprio durante quel grande rastrellamento che era Un partito. parente di quello, di quel russo qua, di quel monte. Esatto, che è lì proprio. Sì, sì. Sempre questo capitano che si chiamava Buttazzoni, Nino Buttazzoni, capitano della 10ª, no? dei nuotatori paracadutisti si chiamavano. Scusi, può girarsi intanto a parlare di qua, che riprendiamo? Grazie, così la voce viene di qua. Questo capitano Nino Buttazzoni, che era appunto capitano della 10ª del gruppo dei nuotatori paracadutisti, era del 12 ed è stato responsabile, oltre che di questo rastrellamento, anche dell'eccidio di una frazione di Cordignano Silvella, qui vicina, dove il 13 di febbraio furono fucilati davanti a una casa 5 partigiani. Questo per dire che questo Nino Buttazzoni è uno di quelli che poi la scampò dopo la guerra. Fu imputato, ma siccome si arrese agli anglo-americani e poi entrò nel servizio segreto degli Stati Uniti, che allora si chiamava OSS, che era l'equivalente poi della CIA, ebbe tutta una serie di facilitazioni, fu processato, ma dai 30 anni chiesti fu condannato a 7 anni e poi sostanzialmente nel 1950 lui uscì dal carcere. Nel 1994, forse qualcuno si ricorda, a Roma fu scoperto il famoso armadio della vergogna, dove c'erano i dossier di tutte le stragi fasciste e naziste, soprattutto di civili in Italia. Tra i fascicoli, numerato, c'era anche un fascicolo che riguardava questo Nino Buttazzoni per un episodio avvenuto in Asiago, non neanche per l'episodio di Silvella, dove fu ucciso un partigiano a cui incendiarono la casa. Sostanzialmente i processi si risolsero poi con le amnistie e con il processo d'appello che lo liberò da queste accuse, e questo signore visse fino al 2009, 97 anni, a proposito di giustizia negata a quelle partigiani e a quelle famiglie che subirono questo tipo di stragi. È per dire che ricordare questi eventi è importante anche per questo, perché sappiamo che c'è stato e c'è un attacco contro i resistenti e contro la guerra di liberazione, lì dove si parla, diciamo, della resa dei conti dopo la liberazione, ma tenete conto soprattutto che c'è stata una giustizia negata a molti, perché tanti dei criminali, dei gerarchi, degli assassini che sono passati anche per queste zone sono andati liberi dopo la fine della guerra, e questo credo sia una cosa che non dobbiamo dimenticare. Vi ringrazio tutti, ringrazio ancora una volta Antonio, e credo che avremo occasione di ritrovarci Assolutamente. per questo evento e anche per altri che come AMPI faremo, diciamo, in questo periodo. Il 25 aprile noi, come ogni anno, facciamo la festa in zona Fender, la Vittorio Veneto, con il pranzo sociale, per cui tutti coloro che hanno voglia di festeggiare assieme la liberazione possono appunto partecipare dopo la cerimonia ufficiale in Piazza del Popolo, in cui fra l'altro ci sarà un breve intervento anche della nostra presidente Marangon. Ci saranno interventi di vari soggetti, tra cui anche un partigiano morto in Valle d'Aosta recentemente, che è stato partigiano della Cairoli qui in Cansiglio, e i cui familiari scenderanno proprio a Vittorio per ricordarlo subito dopo il pranzo sociale. Grazie mille a tutti. Grazie. Cari amici di Con, grazie per averci seguito. Ringraziamo anche l'AMPI di Vittorio Veneto e chi in questi anni si è occupato di ricordare la memoria di Giovanni da Rossa e di tutti i partigiani. Vi aspettiamo prossimamente con altri servizi sulla storia della resistenza nel nostro territorio. Buona giornata e buon 25 aprile. Buona liberazione.